Mantova, Ponte San Pietro fresca di centenario a caccia dei punti decisivi per la promozione. Oltre un centinaio di tifosi del Mantova al seguito. Al quinto minuto palla buona di Gherardi per Pettarin che supera il portiere ma trova il piede di Di Placido che devia in corner. Si dispera il numero 8 biancorosso. Un minuto dopo però traversa della Colognese con Mussi che si gira bene e 10 minuti dopo ancora Mussi su colpo di testa di Di Placido alza di testa da pochi passi. È più Pontiso nel primo tempo, qui la palla buona arriva a Paganelli, poi quando Lillo calcia l'arbitro ha già fermato il gioco. Il Mantova si ripresenta in campo con maggiore convinzione. Al terzo minuto Franchi cicca da ottima posizione. 2 minuti dopo Stefano mette un'ottima palla in mezzo per Gherardi che però non riesce a controllare. Si dispera Gherardi. Prove generali per il gol del Mantova che arriva al 19esimo. Palla al bacio di Franchi e Gherardi da pochi passi trafigge Nodari. Il Mantova passa in vantaggio. Ottava rete di Enrico Gherardi nella sua stagione con la maglia del Mantova, sesta nelle ultime 6 partite. Vediamo Gherardi ancora complimentato dai compagni. La reazione del Pontisola, bella parata di Portesi sulla conclusione di Risi e pochi minuti dopo è ancora Mussi a presentarsi solo davanti a Portesi e con il pallonetto mettere il pallone a lato di pochissimo. Il gol è nell'area, arriva 10 minuti dalla fine con Mussi che si libera di Caccavale e trafigge Portesi per poi abbandonarsi alla logica esultanza. Finisce 1-1, le dirette concorrenti rosicchiano 2 punti ma è un buon pareggio. Il Mantova fa un altro passo avanti verso la promozione. Sesto gol in 6 partite, non ti fermi più. Continuiamo a dire che è un buon momento, niente, sono contento, peccato perché si potevano portare a casa i 3 punti per come si era messa la partita, però bene, adesso giochiamo alla morte col Voghera e speriamo di magari poter festeggiare matematicamente, non credo sarà possibile, però comunque festeggiare. Nel primo tempo però non era facile, vedevamo che cercavi di difendere i palloni, però eravate un po' distaccati nei reparti. Nel secondo tempo le cose sono migliorate, infatti avete creato subito delle occasioni te e Stefano. Sì, loro sono stati bravi, particolarmente nel primo tempo, ci hanno fatto ballare un po' e magari abbiamo speso più energie anche nel corrergli dietro piuttosto che nel creare noi. Nel secondo tempo loro sono evidentemente calati e dopo siamo usciti noi un po' alla distanza. 2 punti persi, visto che il gol è arrivato 10 minuti alla fine, o un punto guadagnato secondo te? Anche se so che sei uno che la vede sempre positiva te. Beh, però comunque sia per come si era messo magari possono essere 2 punti persi. Va bene perché in trasferta comunque contro una signora squadra come si è dimostrata il Pontisola penso che non ci sia nulla da recriminare.